Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qual è stato l'argomento che ha dominato la nostra politica negli ultimi giorni susseguenti alla sconfitta del sì al referendum, la parola che monopolizzava i titoli dei giornali, le urla dell'opposizione, infine anche le azioni decise dal governo Palazzo Chigi in primis, la parola dimissioni. Abbiamo assistito a dimissioni in serie, dimissioni sacrosante, quelle per esempio dell'ex capo di gabinetto Bartolozzi, dimissioni più che opportune, quelle del sottosegretario Del Mastro, dimissioni inevitabili di fronte a uno scontro che non si poteva protrarre con la Premier, come quelle di Daniela Santanchè. Insomma, le dimissioni aleggia, secondo la stampa mainstream che sta provando a sguazzare nella prima, diciamo, crepa politica del governo di centrodestra, questo termine dovrebbe coinvolgere altri non meglio precisati membri. In realtà, per fortuna, il governo ha voltato pagina e sta provando a reagire a una sconfitta come si deve reagire, cioè rilanciando sull'azione, sui contenuti, non involvendosi in questo psicodramma delle dimissioni che per 48 ore aveva preso piede. In un paese siffatto, dove si parla di dimissioni sia quando è opportuno che un po' anche a casaccio, deve essere molto bello essere Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sì, perché l'elefante nella stanza di cui non si può non parlare, ma legittimamente perché coinvolge la sensazione diffusa di un paese, anche il costume di un paese, anche un pezzo importante dell'economia di un paese come il calcio, è ovviamente la mancata qualificazione per la terza volta al mondiale di calcio da parte della nazionale italiana. Gabriele Gravina è presidente della FIGC dal 22 ottobre 2018. Quando si è insediato c'era già stata la mancata qualificazione ai mondiali in Russia. Sotto la sua, evidentemente non efficacissima, diciamo per stare proprio nell'eufemismo più assoluto, gestione, viene mancata nel 2022 la qualificazione ai mondiali in Qatar, perdendo uno spareggio con la temibile Macedonia, una squadra che ha fatto la storia del calcio. E ieri sera si è mancata la qualificazione con l'altrettanto ingiocabile e spettacolare Bosnia, perdendo ai rigori. C'è stata un'espulsione legittima, si può vincere anche in 10 contro 11, immagino, con la Bosnia. Non voglio addentrarmi in analisi tecniche che non sono il mio. Dico solo che il termine dimissioni, se la logica e il linguaggio hanno un senso, dovrebbe essere sul tavolo anzitutto per questioni di merito. Cioè l'unico vero caso in cui sono non giustificate, non auspicabili, autoevidenti, imposte dalla realtà, inaggirabili le dimissioni, è quando scomodano dei fallimenti oggettivi. Per esempio, rispetto a un alto dirigente con alte responsabilità nel suo settore, che presenta un bilancio d'azione fallimentare, mancando più volte l'obiettivo principale in serie, e le dimissioni sono una presa d'atto da parte del soggetto di una cosa oggettiva. Non ce l'abbiamo con Gabriele Gravina, non lo conosciamo, non ci interessano le cordate politiche, gli incroci che l'hanno portato ai vertici della FIGC. Stiamo ponendo un problema neanche culturale, di elementare senso comune. Sei presidente della FIGC, l'Italia ha una lievissima storia se parliamo di pallone. La Macedonia e la Bosnia non sono il Brasile di Pelé e l'Olanda di Cruyff. Dopo la prima disfatta non hai costruito nulla, hai cambiato allenatori più o meno a casaccio fino a
essere eliminato dalla Bosnia. Non ci sarebbe altro da aggiungere, le dimissioni sono già nella cronaca, eppure anche oggi Gravina resiste imperturbabile rispetto alla realtà. Sono un giunco e difficilmente mi spezzo. Ma non è che ti devi spezzare tu, Gravina, non è che ci interessa del tuo destino personale, è che si è spezzata qualcosa che non è solo lo sport più diffuso e praticato, è parte della tradizione, è parte anche del PIL del paese. Quindi ci interessa poco che tu sia un giunco o meno, ci interessa che se la parola dimissioni, spesso spesa a casaccio, inflazionata per motivi più o meno strumentali, ha un senso oggettivo, comune, non contestabile, ce l'ha nel caso di Gabriele Gravina, che invece anche stamattina è irriducibilmente al suo posto. Ma grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto